L'8 marzo voi lo festeggiate? No. Lei non ci tiene? No, Perché? perché ormai la considero una festa sorpassata. Da quanto... Solo un giorno che si festeggia la donna. Lei la festeggia tutti i giorni? Tutti i giorni? Da quanti anni? 52. Quasi tre, quasi tre. Io non la festeggio. Perché? Quest'anno è così, non lo so. Ma gli altri anni sì però. Sì, E come la festeggia? Come la festeggia? con le mie amiche in giro. Lei la festeggia la sua moglie per la festa della donna? Nel modo più assoluto. Cosa fa? I fiori soliti e naturalmente andiamo a mangiare fuori, tante quelle cosine lì. Secondo me festa della donna dovrebbe essere tutto l'anno, non solo 8 maggio. E poi qualcuno se vuole festeggiare si festeggia qualsiasi giorno dell'anno. Questa è la mia opinione. Io sono sposato, ho 2 figlie, non l'ho mai festeggiata perché non ha senso. Cioè la donna deve essere al centro sempre, tutti i giorni, non soltanto l'8 marzo e dopo fregarsene, no? Più che festeggiarla sarebbe dopo quello che è successo, comunque sarebbe più pensare a queste donne povere che sono morte e dire una preghiera più che festeggiare la festa della donna. Lei dice quindi ricordare il motivo storico per cui si ricorda questo giorno. Esatto, non vedo tutti questi festeggiamenti. La vedo più come una festa di marketing, di business. La donna può essere festeggiata anche gli altri 364 giorni. La festa della donna deve essere tutto l'anno, Come la festeggia tutto l'anno? cercando di rispettare mia moglie e mia figlia, e tutti i giorni. Poi dopo la festa della donna c'è anche la festa dell'uomo, insomma manca quella dei bambini, quella No, sono feste che secondo me non hanno più senso nel nostro tempo.